Sono giorni frenetici in casa Cregas per costruire il futuro per la prossima stagione agonistica. Con il ritorno in sede del presidente Salvatore Laporta si stanno intrecciando incontri societari, all'opera tutta la vecchia dirigenza con a capo il direttore generale Giancarlo Rosato. Nodo principale da sciogliere è la scelta del prossimo DS. A dire il vero, nelle scorse settimane c'era stato un primo approccio con l'agrigentino Ernesto Russello, ma poi si era rinviato tutto in questa settimana. Tra l'altro il mercato è entrato nella sua fase cruciale e molti addetti ai lavori devono dare delle risposte concrete, per cui occorre fare presto e anche bene. Ci sono ottime possibilità che entro questa settimana venga tracciata la strada per il prossimo torneo di eccellenza. Intanto i tifosi della Curva Sud, in previsione della prossima stagione, hanno iniziato ad organizzarsi con la nascita di nuovi gruppi a supporto della squadra. Intanto nel prossimo mese di luglio 2026 si accenderanno le luci dello stadio Esseneto, almeno così si dice e si spera. In questi giorni è arrivato l'ultimo pezzo mancante per la piena funzionalità delle Torri Faro, la centralina. Una squadra specializzata poi nei prossimi giorni provvederà ai vari collegamenti con l'energia elettrica, un collaudo propedeutico per testare l'intero impianto.